tutto ciò che nel mondo sta succedendo, mi sono sentito in dovere di scrivere questa canzone. Pace e amore. Fratelli miei, mi rivolgo a tutta l'umanità con il cuore in mano, come le domande di un bimbo pieno di innocenza, per descrivere il mondo in cui viviamo, pieno di ingiustizie, fame, guerre e ogni forma di violenza. Uomo, guarda d'intorno e pensa, ingiustizie assai nel mondo ce ne sono, ma è divina nostra discendenza, siamo figli di Dio uno buono, la vita serve a fare esperienza, crescere individuale di ognuno, nell'umanità c'è troppa indifferenza, l'egoismo non risparmia a nessuno e intanto il mondo cantando va, pace e amore all'umanità. Il nostro avvenire in questo mondo come sarà? E l'uomo chi è? Da dove viene? Unde sta yendo? Pian piano il pianeta Terra morirà? Perché l'uomo stesso lo sta distruggendo. L'uomo è un essere intelligente e fa finta di essere ignorante, perché il rispetto per la natura non c'è niente, solo i suoi interessi sono importanti. Il mondo fu creato per andare avanti con le future generazioni, perciò uomo non essere ignorante e stai attento alle convinzioni. Il mondo tecnologico in cui viviamo corre troppo velocemente, di troppe malattie oggi soffriamo, male che un tempo erano inesistenti, e intanto il mondo piangendo va, tutti i disastri dell'umanità. E per questo io sono qua, per farvi capire il mondo com'era e come sarà. Ci vuole il rispetto per la natura e l'ambiente, prima di ogni invenzione e comodità. Basta di essere strafottenti, altrimenti strisceremo come vermi nell'oscurità. Inquinamento industriale, effetto serra, fiumi e mare da ripulire, flora e fauna da salvare. Questo ogni giorno si sente dire e l'uomo ben poco riesce a fare. L'uomo pensa solo ai suoi interessi, ma salvare l'ambiente è possibile, altrimenti i nostri figli saranno persi, trovando un mondo squallido e invivibile. La terra ormai ha danni irreparabili e l'uomo cerca di correre ai ripari. Il mondo è come una persona disabile che sta male e non può camminare, e intanto il mondo piangendo implora, uomini sono la vostra dimora. E allora quale sarà il destino dell'umanità se l'orgoglio e l'egoismo continuano a prevalere? Tutt'oggi l'uomo la guerra fa e ha sete di potere. Mi rivolgo ai bambini e ai giovani di tutto il mondo sperando che queste parole non se ne vanno al vento, ma che abbiano un significato profondo come un vero toccasana d'amore e puro sentimento, affinché in ogni angolo della terra l'umanità dica ripudio la guerra. L'ultima guerra mondiale ha lasciato i segni nell'umanità. Hitler era un pazzo criminale, autore di tante atrocità, dall'eccidio delle fosse ardeatine a migliaia di ebrei sterminati, comprese donne e tanti bambini, in campi di concentramento imprigionati. I nazisti fecero stragi di innocenti,
stragi nella storia, senza precedenti, la la la, la 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 la, la la la, la la la. E nella nostra memoria resteranno sempre i ricordi di quelle atrocità e man mano il nostro cuore sente bisogno di pace e fraternità. L'uomo deve pensare alle catastrofi naturali, terremoti, alluvioni, di cui tutti a rischio siamo, e non pensare alla guerra e a fare del male, uccidendo i suoi simili con le armi in mano. Anche l'Italia piange i caduti suoi, tanti erano siciliani come a mia, come i carabinieri morti da eroi, quel tragico agguato a Nasseria. E quanto strazio, quanti dolori per tanti giornalisti sfortunati, prigionieri dei sequestratori, sperando di venire liberati. In TV vediamo loro filmati di questa gente che sono sequestrati, ai ai ai. E in Giappone ancora nascono bambini malati, mentre l'olocausto rimane impresso nella memoria dell'umanità. Questi della guerra sono i risultati, sperando che l'uomo non dimenticherà. E Maria Grazia Cutuli, una giovane giornalista inviata dall'Italia che purtroppo fa un atroce fine, ha perso la vita in un agguato in Somalia per un gruppo di terroristi assassini. E lo Stato italiano, affinché tutto questo non venga dimenticato, un premio di giornalismo le ha intitolato: l'attentato alle Torri Gemelle per colpire lo Stato americano, per mezzo di seguaci d'Al-Qaeda ribelle, che tanta paura all'Europa fanno, e terrorismo internazionale, con attentati in Spagna e in Inghilterra. Tutto questo è opera del male nella mente dei signori della guerra. I bambini dicono alla guerra, sia la pace su questa terra. Nelle sacre scritture scritto sta che gli uomini un giorno si ameranno, senza più fame, guerra e povertà. Gli uomini tra loro si aiuteranno, a quel punto ogni essere umano capirà che l'amore è l'unica arma vincente, e il mondo di sicuro guarirà di tutti i mali oggi esistenti, aspettando tutti un giorno migliore, sia alla vita sia all'amore. Il mondo vuole vita e speranza, sia alla vita e alla fratellanza. Cantando dico a chi mi sente, volerci bene non ci costa niente.